Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di quelle persone che sognano i sigilli. Spieghiamo anche un po' cosa sono questi sigilli, perché alcuni, ma anche negli altri anni, ma anche ultimamente, negli ultimi mesi, mi schiamano in PVT dicendo guarda ho sognato questo, tipo quello che hai messo, ho sognato questo simbolo e quant'altro, no? Mi chiedono spiegazioni. Io in PVT lo sapete tutti che solo per consulti privati a pagamento, 20 € 45 minuti, solo su WhatsApp, lo sapete tutti. No? E quindi rispondo, guarda, in PVT solo ho consulti a pagamento. Però voglio rispondere pubblicamente a tutte quelle persone appunto che hanno avuto dei sogni o si ricordano appena si svegliano che hanno visto qualche simbolo. E parliamone un po', no? Però prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Maledetto Veneziano e di venirci a trovare i nostri gruppi social, i link li trovate qui sotto in descrizione, anche il numero di telefono di WhatsApp se volete una consulenza. Vi ricordo che abbiamo aggiunto una sezione shop nel sito capitano.attervista.org dove potete acquistare i nostri fantastici servizi. Bene, parliamo un po' di questi sigilli. Spieghiamo prima di tutto chi sono i sigilli, perché mi rendo conto che molte persone, io metto, perché magari sono nuovi, hanno appena raggiunto il Maledetto Veneziano da pochi mesi e non hanno visto le altre 1150 pillole. Queste sono pillole, questi video, no? Parliamo un po' di cosa sono questi sigilli, così la persona si rende conto cosa ha sognato, perché ha sognato. Vedete, la maggior parte poi sogna sigilli salomonici. Di tutto parliamo chi era Salomone. Molto probabilmente Salomone era una persona, no? Una persona evoluta per quei tempi, stiamo parlando di circa 6.000 anni fa. Ed era o, diciamo, di una tribù ebraica, no? Che non erano neanche ebrei a quei tempi, però diciamo così, o di una tribù israelita o egiziana, molto probabilmente, che aveva conoscenze esoteriche immense, no? Voi dovete pensare che 6.000 anni fa la gente viveva fino a 16, 17, forse 20 anni, arrivava analfabeta, senza denti, denutriti. E lui aveva deciso col suo gruppo misterico di spiegare il mondo che lui conosceva in quel momento lì, che chiaramente era molto ristretto, su milioni di persone, 30-40 persone sapevano leggere. No? Aveva deciso di spiegare a quelle 30-40 persone, che erano le persone più intelligenti di quel periodo storico, no? O acculturati, chiamiamolo come volete, che praticamente noi quando nasciamo ciao Loredana, grazie di avermi salutato, siamo sotto gli influssi planetari e di conseguenza alcune volte nasciamo sotto influssi planetari importanti, no? E alcune volte nasciamo sotto influssi planetari che hanno qualche pecca. E lui aveva scoperto, no? Tra virgolette scoperto, non è che aveva scoperto, aveva divulgato molto meglio che sono conoscenze che arrivano da 20-30 mila anni prima. Poi ha divulgato che praticamente con dei riti operativi, magici chiaramente, si riusciva a capire e a imprimere su dei sigilli, su dei pezzi ai tempi si usava l'oro o pergamene, no? Un'impronta in cui c'erano racchiuse le forze planetarie che compensavano le mancanze di quella persona. Praticamente se uno era nato, non so io, il 13 dicembre, aveva in quel periodo storico aveva determinati flussi planetari a favore, ma aveva determinati flussi planetari negativi. Di conseguenza nasceva quella persona lì con delle mancanze nella propria vita, nel futuro della propria vita. E allora aveva divulgato che si poteva mettere in certi sigilli, no? Queste forze planetarie mancanti tramite geni, tramite forze, insomma tramite riti operativi eterici, che in fondo fondamentalmente si imprimono questi pezzi di carta, queste energie, e aveva scoperto che imprimendoli
affiancandole e facendole entrare in simbiosi col nome di chi aveva commissionato questo lavoro, queste forze rivestivano il campo eterico della persona e il campo astrale della persona, e nella vita avrebbe in un certo senso questo rivestimento astrale, avrebbe, tra virgolette, tappato quei buchi che aveva avuto quando era nato sotto questo influsso. Praticamente il sigillo è a vita, no? Chiaramente non è una cosa d'urto il sigillo, è un amico, un compagno, una forza che accompagna il committente fino alla sua fine, no? E ogni santo giorno lavora, queste forze planetarie lavorano per ricucire quel buco astrale che aveva quando è nato. Chiaramente queste cose in quei tempi lì erano tenute nascoste, erano date queste conoscenze solo agli imperatori, ai faraoni, ai re. Poi è chiaro che con l'evolversi del tempo, visto che Salomone le aveva, prima queste cose venivano solamente dette a livello orale, no? Da discepolo, da maestro a discepolo. Quindi cosa è successo? È successo che praticamente oggigiorno, coi social, no? La cosa è diventato molto più, come si suol dire, più abbordabile per tutti. Molte persone hanno più, come si suol dire, possibilità di leggere, sanno leggere. Dagli ultimi 90 anni le persone hanno cominciato anche magari ad avere gli occhiali, avere una certa cultura. Alcuni esoteristi hanno cominciato a divulgare certe conoscenze che una volta, fino a 90 anni fa, era pregio solo di ricchi potentissimi, no? E quindi le persone cominciano a vedere certi simboli e non sanno che cosa sono, no? Sono sigilli. Dentro questi sigilli, chiaramente quelli che posto su Face non hanno dentro le forze planetarie, questo è chiaro, però questi disegni rappresentano queste forze planetarie che tramite un'indagine radionica, radioestesica, si riesce a capire quale forza manca in quel determinato periodo o scopo a quella persona, e quindi di conseguenza si implementa questo sigillo per quella persona, no? Tramite un rito operativo magico, di alta magia operativa. Quindi quelle persone che li sognano, molto probabilmente, dico molto probabilmente, o in astrale sono andati a vedere da qualche parte qualche rito operativo fatto in astrale, perché anche in astrale i maghi lavorano, oppure questa persona sente il suo subconscio di dirgli a lui, al suo conscio, che gli manca questo rito operativo, gli manca questa forza planetaria. È come se gli dicessi: guarda, caro mio, cara mia, hai bisogno di questo pianeta, di questa forza per ricucire l'abito astrale che hai, in un certo senso, strappato quando sei nata, perché quando sei nato molto probabilmente avevi questa lacuna data da questi influssi planetari. Quindi quando qualcuno mi contatta e dice: "Oh, guarda, io ho sognato proprio questo disegno", molto probabilmente il tuo subconscio sta parlando al tuo conscio nei sogni, spiegandoti che ti manca questa forza planetaria e devi chiaramente attivarti per fartela mettere, o metterla tu se sei una maga, chiaramente. Questa mi sembra la cosa più banale, no, che il subconscio, tramite i sogni, cerchi di far capire al conscio che deve muovere il fondoschiena perché c'è qualcosa di importante da mettere a posto. Perché molti mi scrivono, ma mi era già successo anni fa, che mi dice: "Guarda, ho sognato questo qui e ho visto che tu l'hai messo, ma che cos'è?" Questo. Praticamente il tuo subconscio ti sta dicendo che a livello planetario, quando sei nato, avevi questa mancanza, no, di influssi planetari, e con questo sigillo salomonico molto probabilmente ricuci l'abito strappato e astrale eterico che hai. Bene, cari amici, ho risposto a queste amicizie che mi chiedono perché io sogno questo sigillo, perché sogno quest'altro e via dicendo, no? Bene, vi saluto e alla prossima. Ricordatevi che se volete iscrivervi al canale di Tegara Maria Veneziano fa sempre piacere. Vi ricordo
che ci sono anche i gruppi Face dove posto nel mio diario i sigilli, i circuiti radionici e quant'altro. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.